in maniera un po', diciamo così, di soppiatto. E adesso arriviamo, quindi chiudo con questa parte sul lessico, perché bisognerebbe contare su studi decisamente più approfonditi e non ci sono. E adesso invece passiamo all'ultima parte, che è quella sulla prosodia, che invece conosco molto bene perché ho dedicato a questi studi la mia tesi di dottorato. Che cos'è la prosodia? Per dirla proprio in maniera molto molto semplice, è quella che normalmente viene definita l'intonazione, l'accento, la cadenza di una determinata parlata. E vi presento i dati. Qui vedete delle rappresentazioni schematiche dei contorni intonativi nella prima riga del franco-provenzale parlato a Sarre e a Cogne. Sono dei contorni intonativi particolari, nel senso che è una schematizzazione che è stata sviluppata all'Università di Grenoble dal mio professore, il professor Michel Contigny, insieme a un gruppo di allora giovani ricercatori di cui ho avuto la fortuna di far parte. Per cercare di spiegare nella maniera più evidente possibile l'andamento intonativo in questo caso del patois, ma era un progetto ed è un progetto molto più ampio che riguarda varietà nazionali e di dialetto praticamente di mezza Europa, abbiamo deciso di utilizzare questo tipo di rappresentazione che fa vedere la frase intera. Questo perché ci sono altri ricercatori che invece ritengono che la parte significativa da un punto di vista intonativo di una frase sia solo l'ultima parte, l'ultima parola in sostanza. Però a nostro avviso non permetteva di cogliere la ricchezza del contorno intonativo nel suo complesso. E quindi abbiamo deciso di utilizzare questo andamento che rappresenta in maniera abbastanza chiara l'andamento delle varie vocali toniche. Vedete al centro ci sono due barre verticali che separano il sintagma nominale e il sintagma verbale, perché per poter confrontare il maggior numero di lingue possibili bisognava avere una struttura di frase che fosse simile nelle varie lingue, e quindi abbiamo deciso di adottare, visto che si tratta comunque sempre di lingue europee, quindi la struttura da un punto di vista sintattico grosso modo è la stessa, di utilizzare appunto questa struttura che fosse valida per tutti. Quindi normalmente c'era un sintagma nominale formato dal soggetto più eventualmente uno o due espansioni vuol dire o un aggettivo o un complemento di specificazione, per intenderci. E poi un sintagma verbale formato dal predicato verbale, dal verbo, più un complemento oggetto a sua volta seguito eventualmente da una o due espansioni. In questo caso ho scelto di farvi vedere le frasi formate da un sintagma nominale con un'espansione e il sintagma verbale senza espansioni, perché di fatto hanno la stessa lunghezza fondamentalmente, sono formati da due e due parole. Per quel che riguarda il patois di Sarre, si vede come nelle affermative abbiamo una situazione abbastanza normale, nel senso la ritroviamo anche in altri dialetti europei, in cui abbiamo dei picchi intonativi in corrispondenza delle vocali toniche, picchi intonativi che presentano un contorno ascendente. Per quel che riguarda invece il sintagma verbale, vediamo che c'è un picco abbastanza ridicolo di frequenza e corrispondenza della vocale tonica del verbo, e poi una discesa a cui può seguire un'eventuale risalita. Vedete le frecce sopra si possono spostare si spostano a seconda della posizione dell'accento. In patois abbiamo solo parole ossitone, cioè con l'accento sull'ultima sillaba, o parossitone, cioè con l'accento sulla penultima. Per cui o la frase finiva con l'ultima discesa, nel caso appunto della vocale tonica, oppure con una leggera risalita se invece c'era ancora una sillaba atona successiva. A Conio abbiamo una situazione più o meno simile, nel senso che Conio marca chiaramente di più le vocali toniche, perché vedete che i picchi sono molto più definiti, ma la cosa interessante è invece la discesa finale. Vedete che indipendentemente dal fatto che l'ultima vocale sia tonica o la postonica, abbiamo comunque un contorno discendente. Interessante è vedere che cosa succede in italiano, perché l'italiano vedete che ho messo un'unica forma, ma perché in realtà a Conio già 20 anni fa, dei locutori anziani, perché quelli che ho intervistato superavano i 70 anni, adottavano un contorno intonativo
quasi uguale a quello utilizzato a Sarre, c'erano veramente piccolissime differenze, che a sua volta è praticamente identico a quello del patois. Ma molto più interessante si rivelano le interrogative, perché se il contorno di Sarre è tutto sommato accettabile, nel senso che abbiamo un picco di frequenza nel sintagma nominale che poi scende fino ad arrivare a un picco negativo in corrispondenza del verbo, per poi risalire e poi eventualmente scendere se c'è una vocale postonica. La cosa che aveva mandato in visibilio il mio professore, all'inizio era anche abbastanza preoccupato perché non si aspettava una cosa così, è stato il patois di Cogne, perché vedete che dopo un picco di frequenza c'è una discesa graduale ma costante, e anzi l'ultima vocale tonica raggiunge un picco negativo di frequenza, cosa che non succede in nessun altro dialetto di quelli analizzati. Come si può spiegare? Si spiega con il fatto che in realtà a Cogne si utilizzava un altro sistema per dire che si trattava di un'interrogativa, e cioè l'inversione del soggetto. Le interrogative erano marcate tutte morfologicamente, e quindi torniamo a quello che dicevo prima, per loro era difficile pronunciare un'interrogativa senza inversione del soggetto, perché il rischio era di non essere capiti. Con un contorno intonativo di questo tipo ci si aspetta di essere di fronte a un'affermativa, non a un'interrogativa. Ed è anche vero che alle volte capire i Cogne non è così facile, anche per via del contorno intonativo. Apro una parentesi. Normalmente, almeno io avevo questa impressione, credo che sia un'impressione abbastanza diffusa, che i Cogne parlino in fretta, perché non li si capisce. In realtà ho fatto delle misurazioni e alla fine della fiera parlano più lentamente loro di quanto non parlasse mia mamma, che è stata l'altra povera informatrice registrata per ore su queste frasi che avevano, tra l'altro sono frasi proprio perché dovevano avere determinate caratteristiche, erano frasi anche vagamente assurde. La frase di base era lo Zareti l'a vu lo prophète. Ora io non so quanta gente è riuscita a trovare in giro che vi dice spontaneamente una frase così. E poi vabbè anche lasciamo perdere le espansioni, perché anche quelle, però ci servivano delle successioni di vocali e consonanti con consonanti sorde e vocali che si potessero analizzare in maniera proprio chiara, ecco. E quindi siamo stati obbligati a fare cose di questo tipo. Però ecco, torniamo appunto all'interrogativa di Cogne, assolutamente particolare. Quello che non ci aspettavamo è che invece i Cogne rinunciassero in una maniera abbastanza evidente al loro contorno intonativo nel parlare in italiano, perché se andiamo a vedere di nuovo il contorno intonativo dell'italiano è praticamente identico a Cogne e a Sarre, e a sua volta è praticamente identico a quello del patois parlato a Sarre. Quindi possiamo affermare, sulla base di questi dati, che le aree linguistiche definite sulla base delle caratteristiche essenzialmente intonative comuni sono più estese se si considera l'italiano regionale piuttosto che il singolo franco-provenzale. Lo schema intonativo dell'italiano regionale parlato nella valle centrale, quindi fondamentalmente è Aosta che fa la differenza questa volta, parte da lì, sono fortemente influenzati dalle varietà franco-provenzali locali, cioè se io guardo il contorno intonativo dell'italiano mi deriva dal contorno intonativo del franco-provenzale, non il contrario. Il contorno intonativo, la prosodia, è uno dei tratti più resistenti in assoluto, nel senso che è uno dei primi che si imparano. Ci sono degli studi che dicono che addirittura i bambini nella pancia della mamma già sanno il contorno intonativo della loro lingua, ed è uno degli ultimi che viene perso. Anche persone colpite da ictus difficilmente perdono l'idea del contorno intonativo, quindi questo rimane. Quindi possiamo dire con una certa sicurezza che il contorno intonativo dell'italiano regionale ci deriva dal contorno intonativo del franco-provenzale parlato ad Aosta e nei dintorni. Ma non possiamo dire lo stesso per Cogne. In questo caso il contorno intonativo dell'italiano regionale si è esteso a un'area linguistica molto più estesa rispetto a quella del patois, e questo è proprio assodato. In questo caso cosa possiamo dire? Possiamo concludere dicendo che in questo caso il franco-provenzale mostra tutta la sua forza, perché ha
definito in qualche maniera il contorno intonativo dell'italiano, ma anche la sua debolezza rispetto all'italiano. Perché? Perché in questo caso invece l'italiano si sta estendendo, il contorno intonativo dell'italiano si sta estendendo a una zona decisamente più ampia, e l'ipotesi che avevo fatto quando avevo scritto la tesi di dottorato era che progressivamente il contorno intonativo dell'italiano avrebbe finito per sovrapporsi o per sostituire il contorno intonativo del franco-provenzale, e purtroppo sulla base, scusate, sulla base di registrazioni fatte contro tutti i canoni della buona dialettologia, nel senso che abbiamo provato a intervistare alcuni studenti di mia sorella originari di Cogne. Quando hanno pronunciato le interrogative ormai utilizzavano il secondo contorno intonativo anche per il patois di Cogne e non solo per l'italiano. Quindi le interrogative ormai anche a Cogne hanno questo andamento, diciamo così, tipico della Valle Centrale. Bisogna verificare, non sono sicura al 100%, però è abbastanza probabile che questo fenomeno sia, se non altro, in uno stadio abbastanza avanzato. Ed è tutto sommato un peccato. Posso dire di essere stata fortunata a recuperare questo tipo di contorno intonativo prima che sparisse, probabilmente per sempre, perché sarà difficile recuperare un contorno intonativo così particolare. Insomma, sulla base dei dati che vi ho presentato sinteticamente questa sera, mi sembra possibile affermare che in Valle d'Aosta il franco-provenzale, pur essendo minacciato dalla diffusione dell'italiano, mostra ancora numerosi elementi di vitalità e che anzi è alla base delle caratteristiche che rendono unico e particolare il nostro italiano regionale. Grazie.